Gentili telespettatori, ben trovati da Andrea Di Pre. Mi trovo nel verde panteistico Veneto, immersi nella natura. Siamo a piove di sacco, possiamo dirlo anche, quindi siamo nel Padovano, ma insomma, e con me qui in questa dimensione naturalistica, panteistica, catafratto nella sua unicità c'è Pigni il Divo. Pigni il Divo. Pigni, è un grande piacere, tu sei uno dei monarchi dell'intrattenimento veneto, straordinario, questo grande incontro oggi. Allora, Pigni il Divo, a Di Pre per il sociale vorrei che tu compendiassi alcuni dei tuoi elementi, dei tuoi momenti più importanti. I miei momenti più importanti è uno lo spogliarello, che ho incominciato ai concerti di un mio amico a spogliarmi così per ridere, per gioco. E basta, e poi c'ho la mia frase magica. Qual è la tua frase magica? Ma in figa detto mare. Ah, allora, tanto complimenti perché riprendi le icone, il gergo, il lessico tipico veneto, perché giustamente, sì. Anzi puoi parlare, lo sai che questa TV Verité, puoi dire quello che vuoi, parla anche in lingua veneta, non è un problema. Lo spogliarello è di fatto la chiave del tuo genio, e allora la favola della tua fantasia, poi prova a inventare qualcosa. Il mio nome è Pigni il Divo, Pigni il Divo, Pigni il Divo. Ai concerti di Alex mi spoglio, spogliarello, spogliarello, spogliarello. Grande, straordinario. Speriamo che non arrivi qualche pattuglia qua, perché lo spogliarello. Stupendo, grande, complimenti. Dopo comunque, perché non fa proprio caldo, se vuoi anche rivestirti, vediamo. Comunque, Pigni il Divo, quindi la tua potenza, la tua storia. Altre frasi in veneto, altri brocardi veneti, quali sono le parole che usi, il tuo repertorio veneto? Il modello sono io che mi tolgo la maglietta, nessuno ti vota, ascoltami, dammi retta. E allora attenzione, Pigni il Divo è un grande rapper. Intanto il pubblico, che è qui presente numeroso, può fare anche delle domande, se vuole, a Pigni il Divo. Ecco, se c'è una domanda, Pigni? Io volevo fare una domanda, volevo chiedere come è nato Pigni il Divo. Allora, ecco, dato che è stato anche ripreso allora, chiede come è nato Pigni il Divo. È nato così per gioco, stavamo scherzando per fare delle canzoni e mi hanno creato così. E mi hanno creato, Bella questa definizione, ti hanno creato proprio ex novo, Esatto. cioè, questo è importante. Plasmato. Altre domande? Ecco, sì, allora giustamente mi fanno un segno, ecco, il tuo rapporto con il sesso, con la dimensione del sesso. Ho fatto anche, adesso sono andato anche in un spettacolo al Kiss Kiss. Vabbè, famoso, sì. Ho fatto un concerto, mi sono andato sopra il palco con Elena Grimaldi. Ah, però complimenti, l'opera d'arte mobile. Ah, è vero, complimenti. Saluto Elena Grimaldi, ovviamente. Certo, ma tu hai anche un rapporto sentimentale in corso? No, per adesso no. Questo. Per Bravo, adesso sì, fai bene anche a ad parte essere libero. faccio solo robe così di scioltezza. Pigni il Divo, allora intanto ti chiedo in cosa si sostanzia la donna? La donna è un'arte che non si può definire, cioè è immaginabile, cioè... Di pure concretamente in cosa si sostanzia per te la donna, la femmina? Che ha la figa anche. È importante, certo. È importante. Ok. Poi un'altra cosa importante è questa: so che di recente hai subito una censura violentissima e ingiustificata. Cosa è successo? Sì, mi hanno tolto un video che ingiustamente non so. Guarda pure, sì, allora, sì. cosa vuoi dire a chi ti ha fatto questa azione? Vorrei mandargli in figa del suo mare, dato che è la mia frase celebre. Giusto. Cioè io vado avanti lo stesso, anche se loro mi segnalano i video e non me ne frega un cazzo, potete pure crepare per me. Tanto si possono ricaricare, giusto? Non è che... Sì, esatto, posso ricaricarli subito. Infatti adesso Spogliarello è su Vimeo. Ah, bravi! Complimenti, hai già, ecco. Voglio chiederti quali sono i titoli di alcuni tuoi best seller? Allora, la mia prima canzone è Ti spacco il culo.
e la seconda Spogliarello, e il terzo titolo è Anche tu le Rai, e dopo ho fatto il quarto singolo e Pigno il Divo in discoteca gli fai una sega. Allora vorrei che tu mi cantassi la prima e l'ultima, La prima e brevemente, l'ultima. i ritornelli almeno. Sono Pigno il Divo e ti spacco il culo, non do retta a nessuno, hai figa detto mare, sì. E l'ultima com'è l'ultima canzone invece? E l'ultima canzone non ricordo più. Tutti discoteca, vogliono tutti tutti vogliono fanno sega. toccare. Pigni, 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 tutti ecco, vogliono ecco. vedere. Tutti vogliono toccare Pigni, 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 Pigni. Poi in discoteca mi In fai una sega. discoteca mi fai una sega. Ah, Perfetto, allora Pigni il Divo, intanto complimenti perché live ti sei esibito, ti ritroveremo ancora sicuramente, e quindi ci lasci con quale parola? Qual è la tua frase? Figato mare. E questo, ecco. E volevo regalarti una maglietta Ah, grazie. di Pigno il Divo. Ah, bellissimo, E grande. per chi vuole può contattarmi pure. Certo, per se le anche voi magliette. volete, bellissima, fatta molto bene. Allora, perfetto. Grande Pigni il Divo. E grazie a te Andrea di Ah sì sì, una cosa importantissima, dimenticavo, altrimenti Cosa? che di pre per il sociale è, qual è l'appello che vuoi rivolgere alle ragazze venete? Lei mi affiga. Ragazzi, contattatemi, datemi una Contattatemi, scopatemi, Contattatemi stupratemi. e scopatemi e datemi la figa. No, rifallo però, voglio farlo. Grande Pigni il Divo, grande complimenti. Pigni il Divo, Andrea Di Pre, questo è l'Andrea Di Pre per il sociale dal Veneto. Ciao, a presto. Ora, Pigni il Divo, cosa vuoi dire a chi ti ha fatto togliere, ti ha censurato, ti ha segnalato quel video? Devo dire, zio porco, vi spacco il culo, la prossima volta fatevi i cazzi vostri. Che è meglio, giustamente. Pigni, complimenti. Grazie. Applauso.